Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, prima corsa del convegno riservata a puledri di 2 anni, Ello di Eva Light, Wonderland Elvin, Eva Doctor, Elettrica AV, Etereo Jet in prima fila, Edgar Saba, Eastwood B ed Helios delle Lame in seconda. Favori netti per Wonderland Elvin. Vediamo allo stacco della macchina proprio Wonderland che ha problemi e così per il comando c'è lotta fra Eva Doctor che scende subito in corda e più all'esterno numero 3 Wonderland AV. Elvin, La squalifica quindi della favorita che ha sbagliato proprio in fase di lancio e così al comando si ritrova Eva Doctor che ha respinto Elettrica AV. In terza posizione alla corda c'è Elodie, poi il numero 8 Eastwood B, una piccola frattura, poi in quinta posizione segue Etereo Jet che precede il resto dei concorrenti con tentativo di progressione dalla coda di Helios delle Lame. Intanto primi 400 in 37, cerca di ridurre l'andatura e ora Andrea Baveresi con la sua Eva Doctor che completa i 600 in 46,6. 15,9 di frazione, in scia c'è sempre Elettrica V, poi Elodie, ancora Eastwood B e a questo punto muove Etereo Jet. Dopo 800 metri la mossa di Etereo Jet che cerca di dare una scossa alla corsa, al ritmo soprattutto di gara, che si è un po' addormentato e ora va decisamente all'esterno di Eva Doctor. Se ne va il chilometro con Etereo Jet che sta sfilando, non si oppone Eva Doctor più di tanto e lascia sfilare quindi Etereo Jet all'esterno, la progressione di Helios delle Lame. Intanto frazione ora in 14,7, siamo a un giro dalla conclusione con in vantaggio Etereo Jet. In seconda posizione scende Helios delle Lame che supera Eva Doctor un po' in difficoltà sul cambio di andatura, ora 600 al palo con Etereo in vantaggio, la seconda posizione per Helios delle Lame. Eva Doctor in difficoltà, viene sopravanzata da Edgar Saba. 400 alla conclusione, altro 8 parziale in B 15, squalificato. intanto la squalifica per Eastwood B, cerca di progredire ulteriormente Edgar Saba ma si ferma per il momento in seconda posizione perché allunga il battistrada, prende vantaggio sulla curva conclusiva ed entra nettamente in testa addirittura ultimi 100 metri di gara con Etereo Jet che va a concludere facilmente la propria prova sul doppio chilometro, secondo posto per Edgar Saba che piega nel finale Helios delle Lame. 1.17.3, ragguaglio conclusivo, 36 a chiudere dopo un 34 di penultimo quarto, significa 1-1 per l'ultimo giro, ma tutto in scioltezza per Etereo Jet ed Enrico Bellei che aprono così la sfilata dei vincitori qui all'Arcoveggio. Allievo di Michele Raimo, vince per conto di Tania Favaron. Bel primo piano dopo le ultime molto positive di Etereo Jet che sfrutta anche l'errore di Wonderland Elvin che era la netta favorita. Etereo Jet vince comunque molto molto bene.